Con circa 285.000 visitatori, la Valle dei Templi di Agrigento si attesta al primo posto tra i siti culturali e monumentali della Sicilia, ma accanto ad un primato positivo la nostra città ne incassa anche uno negativo. Con un calo di 5.723 visitatori, il Museo Luigi Pirandello è infatti tra i siti siciliani quello che perde maggiormente appeal. A dirlo i dati del primo semestre del 2011, che incrociati con quelli dell'anno precedente confermano una crescita di interesse per i beni culturali in Sicilia, ma soprattutto fanno emergere un altro dato davvero significativo, ovvero che il numero di chi accede gratis nei musei e nei siti archeologici, nei 59 siti su cui la regione siciliana ha effettuato il monitoraggio, gli accessi gratuiti sono superiori del 25% rispetto a quello dei visitatori paganti. Nel raffronto tra i due periodi, gli accessi ai beni culturali e monumentali sono aumentati complessivamente dell'11,26%, con un incremento di circa 217.000 persone. Tra i siti, quello che perde appeal, come detto, è il Museo Luigi Pirandello, mentre al primo posto rimane la Valle dei Templi, seguita dal Teatro Antico di Taormina e dall'area archeologica di Siracusa, quadro che cambia a livello provinciale, il cui primato va proprio alla provincia di Siracusa, il cui patrimonio risulta la meta privilegiata con un aumento dello 0,56%, posizione incalzata però dalla nostra provincia con i suoi circa 355.000 visitatori ed un aumento di circa il 29%. Al terzo posto si piazza invece Messina e in controtendenza con questi dati positivi le province di Trapani, Palermo ed Enna segnano un calo del numero di visitatori ed una retrocessione nella classifica.